Amici di Radio Guest, ben ritrovati anche questa settimana con un ospite nuovo, Michela Maurizi. Ciao Michela. Ciao a tutti, sono felice di essere qua. Molto bene, il piacere è tutto nostro. Michela è una ritrattista e fino a qua va tutto bene, ma è una ritrattista manga. Che cosa vuol dire essere una ritrattista manga? È un'emozione poterlo spiegare perché è un lavoro che ho ideato a partire proprio dalla mia passione, che come dice la parola stessa sono i ritratti, ma anche i manga. Quindi io trasformo le persone in un fumetto giapponese, quindi vestiti o normali o con gli abiti proprio anche del proprio personaggio preferito, quindi in cosplay o versione samurai. Insomma, poi le versioni sono tante e sono infinite perché sono personalizzabili. Però ecco, la cosa bella è che proprio trasformo le persone in un fumetto giapponese. E quindi i tratti del ritratto sono quelli ispirati al manga. Sape che ti chiederò uno mio, ovviamente, perché mi hai incuriosito con Ma io questa... già ti immagino manga, quindi ho questa deformazione professionale che quando vedo una persona subito ce l'ho già in versione. Ecco, invece una bella domanda. Uno che una persona che vede i tuoi ritratti, che cosa si aspetta, o meglio tu, cosa vuoi comunicare con un ritratto manga? Allora, la cosa bella del ritratto che realizzo poi anche e soprattutto quelli dal vivo, perché sono molto empatici, immediati, li realizzo in un minuto, quindi sono anche molto veloce e devono essere anche molto essenziali. Quindi i ritratti che realizzo così in velocità sono dei ritratti che colgono l'essenza di una persona e la cosa bella che esce fuori spesso è che la persona si vede in un modo anche migliore, quindi magari a volte quello che percepisco è che gli altri fanno fatica anche a volte a vedere il proprio aspetto bello, positivo, quindi io cerco di tirar fuori quello e di comunicare comunque che è anche possibile realizzare i propri sogni, perché è quello che ho fatto io con il mio lavoro. E di credere in se stessi, perché appunto l'ho realizzato nel momento in cui ho iniziato a credere in me stessa e non solo nelle mie capacità, perché in quello magari ci credevo anche prima, però proprio in me a livello personale. E quindi poi da lì sono partito e ho iniziato a dire no, io voglio vivere della mia arte. Quindi questa è la tua professione al 100% e ti Yes, facciamo i sì, complimenti perché è un obiettivo, una grazie. spinta alla fine, giusto? Sì, è stata una bella sfida, però in realtà la sfida sarebbe stata nel momento in cui non avessi proprio preso in mano questa decisione, perché avrei perso tante opportunità e tante occasioni, tante belle esperienze e me ne sono resa conto proprio nel momento in cui ho ripreso in mano tutto 6 anni fa, però io avevo già iniziato questa attività anni fa, ma appunto ho avuto un momento di blocco sia artistico che personale, però nulla a caso, tutto quello che ho vissuto in quel periodo mi ha permesso di capire il mio coraggio, la mia forza e di dire appunto basta, io voglio vivere di questo, cioè non esiste che spreco il mio tempo facendo altre cose che seppur ci mettessi passione e tutto, però sentivo che mi mancava qualcosa perché ovviamente non era tempo dedicato a quello che potevo esprimere attraverso la mia arte. E Beh, questo è un bel insegnamento anche a tanti che vorrebbero in qualche modo prendere la propria strada, ma non ce la fanno per qualche motivo, e invece questa invece è è un bel input. Il nesso con il Friuli Venezia Giulia, qual è? yeah. Perché tu Allora, originale a sì, io proposito. sono marchigiana, infatti dall'accento spesso mi scambiano o per laziale o per toscana, perché poi ho abitato anche diversi anni a Firenze, mi è rimasto qualcosa In forse un misto, no? dell'accento toscano. Però sono marchigiana e da 3 anni ho aperto il mio negozio in Friuli. Sono capitata in Friuli perché il mio compagno appunto è friulano, ci siamo conosciuti 4 anni fa e poi io dico sempre, per destino, alla fine mi sono anche trasferita qua, perché oltre alla relazione che ho con lui, in particolare anche il negozio che ho aperto come temporary, inizialmente al Città Fiera Udine, Martignacco di Udine, era nato come un temporary, appunto un mese, anche perché io ho presa da mille cose, fiere, eventi, matrimoni di cui magari parleremo dopo, Certo. non avevo pensato neanche a un negozio, però poi è uscita fuori questa possibilità e ho detto subito sì, cavolo, bellissimo, anche perché è il primo in Italia, ma anche all'estero, di negozio di questo tipo.
e quindi è una cosa veramente entusiasmante per me, anche proprio a livello professionale, e mi sono buttata in questa avventura, però poi con la pandemia un mese è diventato ormai 3 anni. E quindi dopo la pandemia io ero nel bivio tra decidere di ritrasferirmi nelle Marche, quindi comunque continuare a vivere lì e chiudere il negozio, che era nato appunto come temporaneo, oppure trasferirmi in Friuli e quindi oltre che a livello personale anche continuare questa avventura con il negozio. Io ovviamente non sono riuscita proprio anche a livello emotivo a chiuderlo perché era un'avventura che era iniziata Certo. veramente bene e quindi Certo. ho continuato. Quindi potremmo dire che il primo negozio di questo genere in Italia, ma non solo, come hai detto, ce l'abbiamo qua in Friuli Venezia Giulia. Yes, sì. Quindi sei un'eccellenza del Friuli Venezia Giulia, Sì. potremmo dire anche questo. Prima Sì, hai vengono citato... anche persone anche dall'estero in negozio, ho avuto clienti dall'estero, ma anche italiani da varie regioni, persone che mi seguono, tanti miei fan mi dicono spesso prima o poi verrò a trovarti in negozio. Ovviamente non è proprio dietro l'angolo per qualcuno perché per chi si trova molto lontano, però tanti hanno fatto anche chilometri e chilometri per venirmi a trovare, fare un ritratto dal vivo in negozio, vedere le mie opere in negozio e hanno avuto magari degli assaggi alle fiere comics, agli eventi in giro per l'Italia, però il negozio è un'altra cosa, è anche un modo più tranquillo per poter fare il ritratto in più tranquillità Certo, e un ambiente diverso. immagino durante gli eventi il momento un po' più caotico perché è Molto normale. più Ma così. a proposito di eventi, che eventi fai? Dove ti si può trovare? E così magari qualcuno che ascolterà questa intervista, aspetta che chiamo ospite la Miki come ritrattista manga. Quali sono gli eventi che fa una ritrattista manga? Allora, ne faccio tanti in Italia e da diversi anni sono ritrattista ufficiale al Festival del Fumetto di Milano e quindi ogni edizione al Festival del Fumetto di Milano torno, quest'anno sarò appunto a maggio, sono già stata a gennaio e tornerò a maggio il 13 e 14. Poi ho girato tanto l'Italia per eventi nella zona del Friuli, tornando appunto al discorso del Friuli Venezia Giulia, sono ritrattista ufficiale al Games Co di Pordenone, quindi appunto anche qui gioco in casa e sarò presente anche il 30 di aprile al Naoniscon, appunto sempre Pordenone e prossimamente ci saranno anche altri eventi in zona, quindi parteciperò sicuramente anche a quelli. Poi ovviamente anche il resto d'Italia, ho partecipato al Nerd Show a Bologna, da poco settimana scorsa sono stata al Gardacon a Garda Montichiari, provincia di Brescia e soprattutto diciamo che come zone sono al centro-nord, però essendo marchigiana ho fatto anche eventi un po' più a sud, al Sumona Comics ad esempio anche sono stata ospite, Pescara Comics e quest'anno avrò anche un matrimonio in Calabria, quindi andrò ancora più giù. Sì. E con i matrimoni anche, quindi come tipo di eventi, è una cosa particolare perché ho ideato la bomboniera manga, che sarebbe la mia performance dal vivo, che trasforma gli invitati in un fumetto giapponese e quindi gli sposi possono regalare ai propri invitati un ritratto come bomboniera. E questa è proprio una chicca dei servizi che propongo. Certo, è un'idea bellissima anche perché immortala un po' anche il momento Eh sì, immagino che sì, sì, sì. vanno vestiti in maniera un po' coreografica a volte, e quindi rimane Poi appunto escono fuori sempre le scenette simpatiche tra gli ah, amici, nel momento magari sai che si beve un po' di più oppure si balla e quindi escono fuori anche delle scenette, dei disegni che sono un po' una riproposizione di quel momento, quindi in certo. versione più simpatica, caricaturale appunto. Molto bene, noi ti facciamo i complimenti, io passerò a trovarti, ricordiamo, al negozio della Michela che si trova al centro commerciale, al Città Fiera a Udine, e ti facciamo gli auguri per la tua professione. Grazie, grazie mille ragazzi.